Oggi si celebra Sant'Alberto Magno. Il nome Alberto ha origini germaniche e il significato è di nobile stirpe. Il 15 novembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale del cordone ombelicale. Il cordone ombelicale collega il circolo sanguigno del feto alla placenta, l'organo che permette il passaggio dal sangue materno a quello fetale dell'ossigeno e delle sostanze necessarie alla crescita e allo sviluppo. Il parto offre l'occasione per un prelievo semplice e non invasivo di cellule staminali contenute all'interno del cordone ed utilizzabili per trattare più di 80 patologie. È infatti possibile conservare tali cellule all'interno di una banca privata o pubblica, permettendo la donazione a chi necessita di un trapianto. Prima cinematografica a New York per il film Incontri ravvicinati del terzo tipo, considerato uno dei migliori film del genere fantascientifico. Era il 15 novembre 1977. La pellicola, diretta da Steven Spielberg, è interpretata da François Truffaut nei panni di uno scienziato che organizza un incontro con gli extraterrestri. Abbiamo già parlato di atmosfera, ma è necessaria per la vita su un pianeta? La risposta è sì, e si può immaginare come uno schermo che copre e avvolge la Terra. Molte delle radiazioni dannose del Sole vengono bloccate ed il calore viene trattenuto durante le ore notturne, rendendo appunto possibile la vita. Considerate che ad appena 10 km sul livello del mare, altitudine a cui volano gli aerei di linea, non vi è aria sufficiente a mantenere in vita gli esseri umani. Buongiorno ai 12, buon weekend. Oggi la luna proprio non ne vuole sapere di calmarsi, seppure molto elegantemente in Vergine. Muoverà delle cose molto interessanti. Andiamo a vedere cosa e come. Ariete, per voi la luna oggi sarà fastidiosa un po' in serata, portando con sé un po' di malumore e discontentezza proprio per la stanchezza di tutta la settimana. Promette di farsi perdonare più in là. Toro, per voi la giornata di oggi è una giornata ancora con una luna in trigono che, nonostante ce l'abbia a morte con Nettuno e Saturno, riesce a dialogare con Urano nei vostri gradi, calmandolo un po'. Coraggio, Urano è comunque retrogrado, fa meno movimento del solito, quindi oggi forse avrete solo bisogno di riposare. Gemelli, per voi la giornata oggi è una giornata un po' complicata, perché questo weekend si inizia con delle consapevolezze che per tempo non riuscirete a completare un certo tipo di programma che avevate in mente e vi scontrate un po' con delle realtà che forse non sono proprio come quelle avete immaginate, ma sicuramente riuscirete ad adattarvi ancora una volta. Cancro, per voi la luna oggi crea moltissimi aspetti e seppur opposta a Nettuno e a Saturno, e quindi chiede tutta una serie di certezze, la posizione planetaria generale è quella relativa ad un grande successo, mentre invece procedendo per il segno zodiacale del Leone, le condizioni generali dei pianeti fanno in modo che tutto sia un pochino più meditativo, un po' più soppesato, meno istintuale. Avete bisogno di una certa razionalità per ora. Vergine è proprio i protagonisti della giornata, con questa luna che ha creato non poco scompiglio dentro di voi, portandovi sì cose belle e dandovi la consapevolezza che sì, avete delle grandi responsabilità e tensioni, ma avete anche tanto amore intorno e una vita assolutamente piacevole per come le condizioni sono migliorate in quest'ultimo anno. Bilancia, per voi invece la luna è una luna alquanto pensierosa, è una luna piena di tanti stimoli rispetto ai quali correrete di corsa, facendo in modo
di rispettare le tempistiche per rientrare in qualche progetto che a voi sta a cuore. Prima farete meglio sarà, ma inizia il weekend, quindi dovrete rallentare un po'. Coraggio, non fremete. Scorpione, oggi per voi la luna porta tante notizie, ma porta soprattutto tanti amici, tante novità, tante sorprese, tanti cambiamenti. Verrete a sapere anche di tante cose intorno a persone chiamate che sono assolutamente mutate. Vi incuriosirà la giornata oggi. Sagittario, per voi la luna oggi è un po' fastidiosa, ma lo smistamento di aspetti tra tutti i pianeti fa in modo comunque di portarvi un po' di piacevolezza, soprattutto in serata quando più o meno costretti farete un po' di vita sociale in cui poi vi lasciate andare in maniera molto allegra. Capricorno, una giornata oggi con una luna che porta proprio le notizie di cambiamenti positivi, ma oggi siete un po' più piacevolmente interessati da Venere. Cosa avete in mente? Acquario, per voi la giornata oggi è una giornata molto dinamica, i flussi planetari vanno da tutte le parti e quindi voi vi deliziate nel vedere quante dinamiche fluide e complesse ci sono intorno a voi, e questo lo vedrete in maniera esponenziale proprio in questo weekend che porterà tante novità anche per il vostro cuore. Pesci, giornata oggi con questa luna che si rimprovera ai vostri due ospiti Saturno e Nettuno tutta una serie di consapevolezze, di certezze, ma la situazione in generale vi sembra ottimale, vi sembra anche fisiologico che certe cose cambino una volta e per tutte. Il 15 novembre del 1920 si svolge a Ginevra la prima assemblea della Società delle Nazioni. L'obiettivo della prima organizzazione internazionale per la tutela della pace fu l'approvazione del Trattato di Versailles, che stabiliva la fine della Prima Guerra Mondiale. Nonostante fossero stati gli sforzi del presidente americano Wilson a favorire l'impresa, gli Stati Uniti non aderirono mai. Quando in qualche situazione si tende a strafare, in inglese si utilizza l'espressione running into the ground, letteralmente traducibile con correndo nel terreno. Si può rendere in inglese con esagerare. La matta di oggi è la scrittrice Anne-Marie Schwarzenbach. Non riuscirà a liberarsi dalla dipendenza di droghe nonostante vari ricoveri in cliniche psichiatriche. Nel 1939 organizza un viaggio in macchina da Ginevra all'India. Per una beffa del destino questa avventuriera muore in casa in seguito ad una caduta dalla bicicletta. Ci salutiamo con la frase del giorno. Per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere piccoli. L'umiltà è la base di ogni vera grandezza. Buona giornata e vi aspetto domani.